Benvenuti all'11ª edizione della nostra manifestazione Fiera del Riso dei Risotti Mantovani. Anche quest'anno ci ritroviamo, la nostra manifestazione va dal 3 al 21 ottobre, 38 tipologie di risotti che cambieranno settimana in settimana. Quest'anno abbiamo due grandi novità, uno è il progetto scuola, dove appunto il nostro personale si recherà a scuola dai bambini della scuola primaria di Mantova e provincia, per poi continuare questo progetto all'interno del nostro labirinto sensoriale. Grande novità di quest'anno, dove sia i bambini ma anche tutto il nostro pubblico potrà provare ad entrare in una vera e propria risaia. All'interno della nostra manifestazione troviamo anche il Borgo del Riso, dove ci saranno 8 riserie della provincia di Mantova che venderanno e proporranno le varie tipologie del loro riso. Anche quest'anno siamo arrivati ormai alla terza edizione, l'ultima serata, quella del 21, sarà dedicata interamente ad Abeo con il progetto Abeo Hub. Ormai è una tradizione, un progetto al quale noi teniamo molto, e quindi vi aspettiamo il 21 per una serata di beneficenza. Diciamo che l'Abeo Hub sarà realizzato all'Uompia, che è in Viale Piave. L'Uompia è un reparto della neuropsichiatria infantile dove si fa riabilitazione di qualsiasi tipo per i bambini con problemi neuropsichiatrici. Sotto l'aspetto economico siamo a buon punto, nel senso che abbiamo oltre la metà dei soldi che servono, per cui insomma diciamo che non è più un pensiero, ecco. E poi con l'aiuto di tutti credo che noi riusciremo tranquillamente entro Pasqua a realizzarlo e entro l'anno prossimo a pagarlo. Dalle fatiche delle mondine fino all'utilizzo delle macchine più moderne, in questo percorso lo sguardo e la sapienza dell'uomo continua ad essere essenziale per ottenere un prodotto di grande qualità. Ci sono dei progetti estremamente belli, interessanti, rivolti alle scuole, e anche questo bellissimo salone multimediale è veramente una cosa molto, molto bella. Mi piace essere qua perché si festeggia in un qualche modo un prodotto molto, molto caro alla nostra provincia, è molto importante. Violone Nano, nato nella provincia di Mantova, che viene tutti gli anni comunque ripresentato, e quest'anno ho sentito ben 38 risotti diversi, 38 modi diversi di poterlo degustare. È comunque ovviamente anche un aspetto della nostra economia ed è veramente una cosa molto, molto importante e significativa, e mi auguro che tantissime persone, sia della provincia che non, possano venire a questa fiera.